Ero un bambino di circa 4 anni quando venivo scarrozzato su quel treno alla volta di Catania e giustamente i miei genitori mi intimavano perentoriamente a chiudere subito quel fastidioso finestrino spalancato sul mondo esterno, perché un fumo nero si era già stampato sulla mia faccia di monello impertinente e anche i miei abiti risentivano pesantemente degli scarichi inquinanti di quel locomotore che sembrava andare avanti singhiozzando, lasciando dietro di sé una lunga e densa scia di fumo puzzolente che intossicava tutti quanti i poveri viaggiatori. Ma nessuno sembrava volersi accorgere che questo mio volere andare incontro al vento era solo un gioco per bambini che in quel momento non avevano come giocare altrimenti. Un gioco discutibile, d'accordo, ma che solleticava la fantasia di quanti lo avessero fatto, pur scompigliandosi i capelli e stravolgendo i contorni del viso. Facevo spesso quel tragitto dalla stazione di Dittaino a Catania e viceversa. Non ricordo perché, ed era sempre la stessa cosa, quella locomotiva sbuffante fumo nero dai residui di carbone che li alimentava. I passeggeri rischiavano tutti di sporcarsi pesantemente. Figurarsi come doveva ridursi quel poveraccio del macchinista, sempre intento a spalare carbone da mettere nel tender, e che doveva sembrare una brutta copia di Calimero. Meno male che la prima parte del viaggio, prima di prendere quella coincidenza al Dittaino, o l'ultima parte, se si vuole considerare il viaggio di ritorno, lo facevamo su una più moderna vettura ferroviaria, una automatrice chiamata la Littorina, che però doveva sciropparsi tutte quelle salite e quei tornanti che l'avrebbero portata fino alla stazione del mio paese, per proseguire poi verso Piazza Armerina. Un tracciato che ormai non esiste più, perché un bel giorno venne completamente demolito per via del ridimensionamento delle ferrovie siciliane. Ma io avevo avuto il tempo, quando ero ancora ragazzo, di giocare su quelle rotaie e anche di recarmi alla piccola stazione del mio paese quando ogni anno rientrava mio padrino dalle ferie. Lui che lavorava nel nord della Francia al confine col Belgio e veniva a trascorrere gli ultimi giorni a fianco della mamma, la mia buona nonna Ciccia, che doveva andarsene di lì a pochi anni. Alla fine, imbronciato come solo può esserlo un bambino contrariato nei suoi puerili desideri, anche se irragionevoli e pertanto intollerabili, chiudevo malvolentieri il finestrino dello scompartimento e me ne rimanevo raggomitolato su quello scomodo sedile di legno, tipico delle carrozze di seconda classe degli anni 50. Col volto appiccicato ad esso, quasi a volerlo perforare con gli occhi, fare entrare il vento che scompigliava tutto e a volte faceva volare anche la fantasia, scrutare con più attenzione la campagna che scorreva veloce davanti a me, senza lasciarmi il tempo neppure di poter immaginare le cose che avrei voluto fare in mezzo e sotto all'ombra invitante di quegli alberi che popolavano la campagna che stavamo attraversando e che sembravano allontanarsi sempre di più da me. E sognavo di lanciarmi dal treno in corsa per poi aggrapparmi a quei pali del telegrafo che in una lunga fila interminabile stavano ritti accanto al binario e sembravano venire veloci incontro al treno, per poi fuggirsene via con la stessa velocità con la quale erano giunti, con l'apparente di staccarci la testa se ci sporgevamo appena un po' di più.
ed infine scivolare fino a terra e correre verso la vita, che seppi quando divenni grande fuggiva rapida ed imprendibile più di quel treno, sotto i miei occhi curiosi che volevano inutilmente fermarla.